Quindi un video breve, quindi ragazzi stiamo ricoverati all'ospedale da Procida, quindi come ben sapete ho il Covid-19, quindi voglio dirvi una cosa ragazzi, non scherzate perché la cosa è piuttosto seria, quindi può essere facile, può essere lieve, ma come me io stavo molto male, quindi invito a tutti ragazzi, fate massima attenzione ragazzi, non scherzate. Ve lo dice uno che, diciamo, secondo me Dio mi ha tirato con i capelli e stiamo riprendendoci, quindi non è un gioco. Avete visto, noi parlavamo, scherzavamo nelle live, il virus esiste. Ciao Antonio. Quindi me la sono vista brutta e ancora sto combattendo, quindi non scherzate ragazzi, se potete evitate di uscire, se dovete lavorare va bene, fare la spesa, però se dovete andare a fare, diciamo, le cose così raga, non è bello. Guardate, tutti con le mascherine, stiamo tutti messi male qua e vi posso garantire che quello che ho visto prima di arrivare qui, che stiamo in terapia d'urgenza, è brutto ragazzi, ma brutto brutto. In effetti io stavo a San Leonardo, terapia d'urgenza, perché avevo il casco con l'ossigeno e vi posso garantire che ragazzi ho visto di tutto, cose che non si possono più dimenticare. Questa è una cosa, diciamo, che ti marchia a vita, quindi ciao Giuseppe, ciao, buonasera, buon pomeriggio anzi, quindi questa è una cosa che ti marchia ragazzi. Allora finché anche la mia famiglia l'ha presa tutta, però l'ha avuta in forma lieve e va bene, mi fa piacere perché giustamente è la mia famiglia, però ragazzi se la prendete come l'ho preso io, ciao Frasia, buonasera, anzi buon pomeriggio oramai, guarda, è stato Gesù Cristo e Dio che mi hanno aiutato, io. Nera, nera ragazzi, abbiamo visto il nero, quindi vi giuro che abbiamo visto proprio più di là che di qua. Quindi fortunatamente ci stiamo riprendendo, le condizioni sono stabili e quindi adesso dobbiamo man mano curare tutto, diciamo, però le condizioni, ripeto, sono stabili fortunatamente, quindi sono stato spostato qui. Però ragazzi, ripeto, fate massima attenzione perché può essere lieve, però può essere pure micidiale. E vi posso garantire ragazzi che io ho visto uno, ciao Michele Palma, ho visto minimo quelli che ho visto con gli occhi, 4, quindi 4 persone che sono decedute, quelle che ho visto nel mio, diciamo, dove stavo. Figurati quelli che non ho visto. Ieri sera ragazzi siamo entrati insieme il 29 gennaio e vi posso garantire che un mio amico di 39, anzi 40 anni è deceduto ieri sera. Quindi a 40 anni ragazzi è morto il mio amico. Siamo entrati insieme in pronto soccorso. Grazie Alicia. E lui non ce l'ha fatta ragazzi. Tanto per dirvi, chi crede che il virus non esiste, io non dico, non auguro a nessuno di prendere il Covid, è da premettere, però lo farei stare qui dove sto io, mezza giornata come spettatore, solo come spettatore. C'è chi piange, c'è chi dice non vedo più la mia famiglia, sono scene che non si possono descrivere ragazzi. Poi ogni tanto esce uno morto, quindi ditemi voi il Covid non esiste? Allora voglio che se si potrebbe fare mezz'ora farlo stare qui. Quindi io dico a tutti ragazzi, fate massima attenzione, non scherziamo perché come vedete stiamo tutti stesi, tutti con i cateteri, se vedete ragazzi, quindi non è un gioco, quindi ce la siamo viste brutta veramente, quindi
Sandra, non è un problema di essere di acciaio, guarda qua, è micidiale questo virus, guarda, io lo ripeterò fino alla fine, è stato Dio che mi ha tirato con i capelli. Pure può essere forte quando vuoi tu, il fisico, tutto quello che vuoi tu, ma qua c'è la mano di Dio, non ci sta la mano, non è la mia forza fisica. Fortissimo, non fortissimo, ragazzi, non conta nulla. Sì, grazie Giulio, grazie. Piano piano adesso stiamo stabili, quindi diciamo che si è tutto stabilizzato, quindi adesso dobbiamo fare la guarigione, capisci? Quindi dopo la terapia d'urgenza sono stato spostato qui e adesso devo finire di fare la terapia, diciamo. Però i valori si mantengono normali, quindi stabili. Quindi adesso dobbiamo guarire, diciamo, dal Covid. Sì, sì, Giuseppe, io prima ti giuro, no, non lo so, può essere anche una mia impressione. Io in quest'albero qua, guarda, prima verso le 2, ma ti dico la verità, Giuseppe, io ho visto una luce azzurra. Io non so che cos'era, ti giuro, non lo voglio, non è che non lo voglio sapere, perché non mi sono reso conto di cosa fosse. Io sto pregando la Madonna perché giustamente qua Dio, Gesù, la Madonna tutti i giorni da quando sono entrato, 4, 5, 6 volte al giorno. Io stamattina in questo albero tu vedi che ci stanno dei vuoti, no? Io ho visto tipo come si dice, tipo come un alone azzurro che brillava forte forte. Ti dico, non so che cos'era, perché io inizialmente ho detto ma che cos'è? Poi è uscito il sole, adesso vedi com'è? Per un attimo è uscito un sole forte, dopo questa figura che non si vedeva, poi ripeto, non so che cos'era. Io sinceramente penso attualmente che era la Madonna, ti dico la verità, non lo so, perché stava fissa lì, tutta blu, sai, la cosa blu, diciamo celeste, che brillava. Poi è uscito il sole fortissimo e poi è passata, quindi non lo so ragazzi, io sto pregando, ripeto, tutti i giorni. Questa cosa oggi mi ha scioccato un pochino perché sì, Giuseppe, io ho visto questa, tipo, come si dice, il velo che tiene la Madonna, no? Quelli sono riuscito a vedere, quell'azzurro, diciamo, però non ho visto bene perché stava in questo bianco dell'albero, capisci? Quindi non riuscivo, però non ci stava nulla in cielo, capisci? Perché guarda, io pure se faccio così, guarda, io vedevo così una cosa blu e qua stava in effetti, no? E ho detto, ma che cos'è sta cosa blu? Ti giuro, Eufrasi, io ho visto questa cosa blu, questo alone blu, un alone era, lungo, però non riuscivo a vedere se ci stava un volto oppure no. Ho visto solo questo alone fortissimo che brillava di un azzurro luminoso. Poi è scomparso. Io ho visto il sole proprio uscire. Tu vedi che è grigio, te l'ho detto pure prima, no? E sono rimasto un po', diciamo, scioccato, non lo so. Non so dirti, guarda. Quindi è una cosa, a parte che io credo a Dio, quindi può essere tranquillamente che sia stata una Madonna. Io credo più alla Madonna perché il colore, sa, è quello lì che io vedo quando vedo una statua, quel blu lì, quindi non lo so. Però di certo non era una cosa normale, quindi no, qualcosa di normale non era. Poi mi è capitato che ho inquadrato qui il Gesù, diciamo, il Cristo, no? E nel muro, diciamo nel muro lì, perché io ho fissato quella cosa blu. Quando poi l'occhio si è spostato sul bianco qui, è come se avessi avuto una foto, mi è comparsa. Non mi sono fatto capace di dire che cos'è, ragazzi, la verità, non lo so. Però guardando quella cosa blu, come quando ho messo l'occhio sul bianco, è uscita la faccia che io conosco di Gesù, in effetti, sa? Quella lì che siamo abituati a vedere nei quadri, diciamo. Quindi, diciamo, mi sono un po' attassato, diciamo, quindi non lo so.
Eppure ragazzi sto lucido, non è che dei e cose, qui stiamo sì male, però ragioniamo ancora bene, quindi forse è un segno, non lo so ragazzi, io penso proprio di sì, la verità. Quindi lo so, può sembrare assurdo ragazzi, però io, ripeto, bugie non ne dico perché non ho bisogno di dire una cosa così, però... grazie Michela, grazie, sì, sì. Però non ho bisogno di dire queste bugie o cose, a cambio di che poi. Per oggi mi è successo, non lo so, ma è stata una cosa strana, non lo so. Sto pregando, ripeto, tutti i giorni la Madonna, forse è stato il suo segno, non lo so. Allora, sì, no, c'ho il, come si dice, quelli lì nel naso. In effetti avevo prima il casco, poi la maschera, poi sono migliorato, adesso ho le cannulle, come si dice, le cannulle nel naso. Quindi diciamo che sto facendo ancora un po' di ossigeno perché giustamente con la polmonite che ho preso loro vogliono assicurarsi che le cannule, sì, sì, che la saturazione sta bene, però è tutto stabile. Quindi adesso oggi sono 9. 13 giorni, ciao, grazie. Mi dicono oggi sono 13 giorni, quindi in effetti è poco comunque. Qua si parla di Covid comunque al finale, non è che stiamo parlando di un mal di gola, quindi 13 giorni sono pochini ancora, quindi penso che un'altra decina di giorni, se tutto va bene, facciamo corna, perché comunque le condizioni stanno migliorando, quindi sono stabili, già da 5-6 giorni sono sempre stabili, cioè stanno bene, quindi adesso dobbiamo guarire, quindi che dobbiamo fare ragazzi? Si combatte, purtroppo dobbiamo stare nel letto. Grazie, non lo so, ti giuro, io ho fatto massima attenzione, secondo me è la mia famiglia perché tutti quanti l'hanno preso, solo che io l'ho preso diciamo in forma più pesante con la polmonite bilaterale, quindi l'ho vista brutta brutta. Quindi adesso perciò io sto da 12 giorni nel letto e non posso scendere per non sforzare i polmoni. Ogni giorno faccio emocanalisi, cioè l'ossigeno nel sangue. Allora, io l'ultima volta che l'ho misurata al San Leonardo avevo 97 al dito e 99 al sangue, quello lì venoso. Quindi diciamo che si sta mantenendo più o meno 97, 98, diciamo che che sta bene. Però giustamente siccome ho la polmonite si deve curare la polmonite, capisci Giuseppe? Cioè l'ossigeno sì me lo stanno dando, però giustamente devono curare per bene la polmonite. Quindi questo è quello che adesso stanno facendo. Quindi vi ripeto ragazzi, è tosta. Non è una passeggiata, ecco perché fate attenzione perché le cose comunque ci vuole tempo questo. Diciamo secondo me, mediamente per come l'ho presa io, secondo me 10-12 giorni penso ci vogliono ancora. Sì, sì, me l'ha detto il dottore, ha chiamato mio fratello, ha detto allora, vostro fratello ha detto è stabile, però adesso dobbiamo curare la polmonite, è quella che adesso noi dobbiamo, diciamo, fare. Ecco perché mi hanno mandato in questo ospedale che è adatto per i polmoni, quindi dalla terapia d'urgenza sono passato qui, questo è il quarto ospedale più bravo a livello polmonare, quindi qui fanno solo polmoni. Tutti, grazie a tutti, tutta la famiglia, 21 di noi. Tutti l'abbiamo preso. Nessuno si è salvato, nessuno. Solo che io l'ho avuta, diciamo, in forma pesante. Non lo so, poi domando Giuseppe, non lo so, Penso che comunque questa botta che ho avuto, comunque penso che farò gli anticorpi sicuramente. Poi vediamo il dottore che dirà, non lo so. Come l'ho avuto io, penso che gli anticorpi si faranno sicuramente. Perché dobbiamo vedere dopo, quando è passato tutto, se il mio corpo ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid.
e si fa, diciamo, quello là sierologico. No, grazie, io ho incominciato a sentirmi male, mo ti dico io, più o meno il 26 gennaio, più o meno, dopo le feste di Natale comunque, dopo, secondo me, verso il 21-22. Sì, sì, allora, il primo giorno ho avuto 39,1. Il dottore ha detto piglia la tachipirina e scesa. Saliva, scendeva. Poi mi ha dato l'eparina sulla pancia e il cortisone che io ho fatto. Poi ho visto che il fiato mi mancava e allora ho chiamato l'ambulanza. Quindi fortunatamente mi sono fatto portare una bombola d'ossigeno che io prima ho detto, dottore mi mandate una bombola d'ossigeno perché mi sento un po' strano, quindi e comunque diciamo che poi sono stato ricoverato insieme a quel ragazzo di 40 anni che non ce l'ha fatta purtroppo, lui è andato direttamente intubato, quindi ieri è deceduto il mio amico. Quindi ragazzi fate massima attenzione, vi saluto e quindi vi saluto ragazzi, ci aggiorneremo, potrò fare una piccola live, state a casa, fate attenzione, non scherzate. 40, ma lui quando è arrivato a pronto soccorso insieme a me, vi ha dato direttamente intubato, quindi è andato direttamente in terapia intensiva. Va bene, vi saluto ragazzi, terapia, sì sì, e un saluto a tutti.